Siamo a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Oggi vi parlo di un bambino speciale, Ray, di una storia speciale e di genitori speciali, vero? Sì. Lei ha una malattia rara che si chiama neurofibromatosi pseudoartrosi congenita. Ha rotto tibia e perone quando aveva 3 mesi di vita. Ma oggi siamo al punto di partenza, nel senso lei si trova che ha una gamba dritta, però un osso rotto e quindi che non attacca. Grazie a Erika, la mamma di Joe, provate a scrivere al dottor Paley, ha risposto e ha detto io vostro figlio ve lo metto in piedi dalle 6 alle 12 settimane, partiamo per la Florida. L'8º intervento alla gamba. Questa malattia può colpire qualsiasi organo. Ci riteniamo fortunati perché di testa c'è, non ha spasmi. Vi ha prospettato una guarigione? Una guarigione del 100%. Perché ci sono tre tecniche che qui in Italia non ci sono. Chiodo tibiale all'interno della tibia, modo di cannocchiale, un filo di Kiskner nel perone per sistemare con dell'osso di banca e della cresta iliaca. Con il tempo metà osso andrà a rinforzare il perone e l'altra metà andrà a rinforzare la tibia. Per la prima operazione servono $130.000. Che fai per tuo figlio? Penso che provi anche questo. Lei 8 mesi fa ha fatto il 3º trapianto alla gamba, però non è andato perché la malattia è talmente forte che l'ha consumato. Ci hanno spedito a Genova al Gaslini per questo trapianto qui. Abbiamo preso il perone sano, quindi della gamba sinistra, e abbiamo fatto un danno anche lì. Dopo un mese e mezzo si è rotto a metà. Gli abbiamo sempre parlato in maniera diretta. L'unica cosa che gli trasmetti è solo la forza di non mollare mai, perché se ci avesse dato un accenno di mamma basta, forse saremmo anche arrivati a tagliargli una gamba. Per non vederlo soffrire, per cercare di dargli una vita normale come tanti altri bambini. Tuo Rende figlio? molto conto. La ingenuità dei bambini, che non ha fine secondo me, quindi va oltre ogni cosa. Comporti come se fosse un bambino uguale agli altri. Lei farà 3 interventi a distanza di 2-3 anni. La mano più grande l'abbiamo ricevuta dal Bassano Calcio. Noi avevamo solo 60.000 euro e il Bassano Calcio sono venuti qui di persona e ci hanno garantito 75.000 euro. È partito tutto da un quartiere solidale di Bassano, con l'affetto delle persone. Che hanno raccolto 60.000 euro qua a Bassano. Noi abbiamo chiesto 450.000 euro di una somma totale per la somma di 3 interventi, perché solo la prima mi costa 130, dopo vivi là, pagati l'aereo. Premetto che se avanzo 20.000 euro vorrò mettergli a posto anche la gamba sinistra sana che gli ho rovinato. Sono un sacco di difficoltà da passare, ma con l'amore e col sorriso penso che qualsiasi cosa lo accetti dal primo giorno fino all'ultimo. Ma vuoi bene alla mamma? Un po' di più a papà, un po' più la mamma? Di più mamma. Ah! Stiamo correndo per Ray. Allora da Montebellico ci troviamo. Portiamo Ray, sì, è il simbolo, chiaramente lo porteremo nell'ultimo tratto perché chiaramente la causa insomma è con fare 40 km con un bambino su un carretto non ci... 17 novembre dalle ore 8 si parte da Montebellico, Serio fino a Bassano. Monticello, Ponte 8 la prima tappa, Scaldaferro sarà la seconda tappa e l'arrivo previsto verso le 13 qui allo Zelig Pub. Sto parlando come qua. Sì, sta parlando qua, stai parlando. Sono contenta. Sei felice di andare in Florida con la mamma e papà? Sono felice? Sei felice? Si cammina meglio senza gesso? Sì. Eh? Anche mi vuole bene. Ma è tanto bene! Sì. Sì! Batti 5! Sì! Se non dovesse guarire? Credo che lo guarderò negli occhi come ho sempre fatto, gli dirò alla mamma e al papà: hanno cercato di fare il meglio per te.